si ferma per l'addio a Papa Francesco. Nel giorno dei funerali sabato a Roma, mobilitata anche la protezione civile regionale. Zaia, pronti a fare la nostra parte, il pontefice, uno di noi. Ci sono 4 cardinali veneti che entreranno in conclave nei prossimi giorni per eleggere il successore di Papa Francesco. Il cardinale vicentino Pietro Parolin, già segretario di Stato Vaticano, è dato tra i papabili. Parla la mamma di Sammy Basso, che racconta il rapporto tra il pontefice e il figlio. Ora l'immagino insieme, commosso anche al ricordo di Gino Cecchettin. Anche i frati della Basilica del Santo pregano per il Papa. Le parole del rettore padre Antonio Ramira, che invita i fedeli venerdì sera in Basilica per la messa e un rosario alla vigilia dei funerali. Fiamme in un condominio a Quarto d'Altino, scattata la mobilitazione di uomini e mezzi, residenti evacuati, per ora nessun ferito. Aggressione nella notte di Pasqua, un barista di Tezze sul Brenta ha corso in difesa di un cliente per l'uomo che oggi ha accusato di nuovo un malore, 18 punti di sutura. All'alba di oggi l'operazione per la messa in sicurezza dell'ex Telecom di Mestre, luogo di ricovero per sbandati e senza tetto che era stato teatro nei giorni scorsi anche di una violenza sessuale. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura, prima delle notizie, come sempre il nostro sondaggio, un'ampia pagina dedicata ovviamente alla scomparsa del Papa, ma anche alla sanità. Infatti la domanda che vi facciamo è: liste d'attesa, secondo voi serve un commissario per la sanità veneta? La proposta arriva dai banchi del governo, però ancora è tutto da definire, sì o no, i numeri che vedete in sovraimpressione. E la protezione civile del Veneto è stata allertata per garantire supporto in occasione dell'equipe delle esequie di Papa Francesco. La richiesta arrivata da Roma prevede l'impiego di circa 30 volontari al giorno tra i 23 e i 27 aprile e di un funzionario con compiti di coordinamento. La nostra protezione civile è sempre pronta a intervenire nei momenti in cui il Paese chiama, ha detto Zaia, che ai nostri microfoni ricorda così Papa Francesco. Sentiamo. E la Regione ha dichiarato il lutto regionale. Ma direi che il minimo per un Papa che peraltro è stato vicino alla nostra regione, un Papa Francesco, che ha fatto 2 visite pastorali nello stesso anno, una a Verona e poi una a Venezia. È un Papa che noi abbiamo vissuto da vicino, un Papa che ha saputo parlare anche dei problemi della nostra gente, dei nostri territori. Penso a quell'incontro che fece alla Basilica della Salute con i giovani durante la visita pastorale a Venezia, parlando della fragilità della nostra città, di Venezia. E aveva avuto modo di parlarci poi in quelle 2 occasioni. Ma sì, ma poi l'ho incontrato anche in Vaticano, quindi a Roma. È una persona simpatica, molto alla mano, concreta, senza tanti giri di parole, pronto anche alla battuta se serviva. È uno di noi, potremmo dire, cioè non si dovrebbe dire che il Papa è uno di noi, però il Papa era sicuramente un Papa del popolo. Se prima abbiamo ricordato come fosse il Papa degli ultimi, in effetti la visita a Venezia era cominciata dal carcere femminile della Giudecca, però volevo ricordare anche la Reina di Pace, la Reina di Verona. Al funerale che si sarà celebrato sabato ci sarà il presidente Trump, ci sarà Zelensky, ci sarà von der Leyen. Io le chiedo come questo messaggio del Papa potrebbe magari aiutare che finalmente si arrivi a un cessate il fuoco in Ucraina come sulla striscia di Gaza. La prima immagine che mi viene in mente è Papa Francesco che prega in piazza San Pietro da solo il 27 marzo 2020 in pieno lockdown, dando un messaggio all'umanità di resistenza e di resilienza. Vedo Papa Francesco che lancia la corona d'alloro in Mediterraneo pensando agli immigrati che hanno perso la vita, che è lo stesso Papa Francesco che lava i piedi durante la Pasqua agli immigrati. Vedo Papa Francesco che si batte per la pace e quindi penso che questi grandi della terra, da Trump in giù, che si daranno, diciamo, si incontreranno proprio durante il suo funerale, possano fare una grande cosa per onorare la sua memoria, cioè chiudere la guerra, chiudere le guerre. Da Venezia a Padova i frati della Basilica del Santo pregano per il Papa. La foto gigante di Papa Francesco sorride dall'altare della Basilica di Sant'Antonio. In tanti questa mattina si sono inginocchiati davanti a lui per una preghiera. Il volto del pontefice che aveva scelto il nome del poverello di Assisi accanto alla tomba di Sant'Antonio, uno dei santi più amati che nel suo percorso di fede aveva anche lui abbracciato la strada francescana ed era sempre stato vicino agli ultimi. Padre Antonio Ramina, rettore della Basilica, insieme ai frati prega per Francesco. Sapevamo che le condizioni di salute del Papa
erano precarie, tuttavia non ci si aspettava una sua partenza per il cielo così veloce, dato che proprio domenica lo abbiamo visto in mezzo ai tanti pellegrini e ai tanti fedeli a cui voleva bene e ai quali ha voluto rivolgere il suo saluto, così come mi pare commovente ed emblematico il fatto che l'ultimo suo messaggio sia stato proprio dedicato alla pace, all'anelito per la pace. Lo accogliamo come auspicio che ci regala ancora oggi Papa Francesco. Ricordatevi di pregare per me, diceva sempre Papa Francesco, fin da quel 13 marzo 2013, quando si affacciò per la prima volta dal balcone di San Pietro. E le preghiere per il pontefice non mancheranno a Padova. Venerdì 25 aprile alle 21 si terrà nel santuario antoniano la preghiera per Papa Francesco alla vigilia dei funerali. La comunità del Santo ha invitato tutti i fedeli ad unirsi in preghiera con la recita del Santo Rosario. Lo pensiamo e lo desideriamo come nostro protettore dal cielo, gli chiediamo forse il coraggio di mettere in atto gli insegnamenti che ci ha regalato, più che con le parole, con la sua testimonianza di vita, quindi con l'affetto che lui dedicava sempre alle persone escluse, povere, accogliendole sempre con il sorriso, con grande bontà, ma anche con tutta la sua passione che dedicava alla cura per il creato. Credo che siano questi due dei tratti francescani più tipici che il suo insegnamento ci ha regalato e dei quali siamo chiamati a far tesoro: la cura per il povero, l'amore per la terra, per il creato. Un'eredità, quella di Papa Francesco, che lascia a tutto il mondo, non solo ai cristiani. Aveva a cuore l'umano, la persona, al di là della sua appartenenza ecclesiale o meno, e forse anche il suo modo con cui ha vissuto il Vangelo, non tanto attraverso proclamazioni dottrinali, dogmatiche, ma proprio attraverso la vicinanza appassionata alle persone più bisognose. 4 i cardinali veneti che entreranno nei prossimi giorni in conclave. Chi entra Papa esce cardinale è uno dei detti più popolari che riguardano il conclave per l'elezione del pontefice. Le porte della Cappella Sistina si chiuderanno per la prima volta fra il 5 e il 10 maggio. 135 cardinali che non abbiano superato gli 80 anni di età saranno elettori ed eleggibili al soglio pontificio per succedere a Francesco alla guida della Chiesa Cattolica. La rappresentanza veneta è di 4 persone, 2 sono veronesi. Il cardinale Claudio Gugerotti, 70 anni, oggi prefetto del Dicastero per le Chiese orientali, ha esperienze diplomatiche in Georgia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia e Ucraina. È stato anche docente alle università di Venezia e Padova. È di origini scaligere anche Monsignor Mario Zenari, 79 anni, che ha svolto servizio in Africa e presso organismi internazionali prima di essere nominato nunzio apostolico in Siria. Dalla provincia e diocesi di Vicenza, esattamente da Bassano del Grappa e dall'Ordine degli Scalabrignani, arriva uno dei più giovani e di recente nomina, padre Fabio Baggio, classe 1965, che è attualmente sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Ha conosciuto Papa Francesco durante il suo servizio pastorale in Cile, quando Bergoglio era ancora arcivescovo di Buenos Aires. Dal 2022 il Santo Padre gli ha affidato la responsabilità della sezione migranti e rifugiati e dei progetti speciali. Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, arriva invece da Schiavon, da una famiglia semplice e profondamente cattolica. Il padre gestiva un negozio di ferramenta e vendeva macchine agricole. La madre era maestra elementare. A 14 anni è entrato nel seminario di Vicenza. Dopo gli studi alla Pontificia Università Gregoriana, nell'86 è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede. Si è adoperato in particolare nel lavoro diplomatico in Africa, in particolare dopo la guerra civile del Ruanda, e in Sud America, ristabilendo la collaborazione della Chiesa col governo del Venezuela. Il 31 agosto 2013 Papa Francesco lo ha nominato suo segretario di Stato, fissando l'inizio effettivo del servizio al 15 ottobre. In quei giorni però Parolin era ricoverato a Padova per un intervento chirurgico. Ha preso servizio solo nel novembre successivo, diventando per tutto il pontificato di Francesco il suo primo collaboratore. Il suo nome è tra i papabili e in caso di elezione seguirebbe le orme di Giuseppe Sarto, Papa Pio X, arrivato anche lui dalla campagna. Sentiamo ora le parole di Laura Luchin, la mamma di Sammy Basso, che aveva un rapporto speciale proprio con il pontefice. Ha telefonato pochi minuti prima di mezzogiorno e lui era a scuola. E io risposi al telefono e dall'altro capo mi ha detto ciao Sammy, e io ho detto no, guardi, io sono la mamma di Sammy. E molto serenamente lui mi ha detto oh mi scusi signore, io sono Papa Francesco.
Da lì in poi io non sono più riuscita a spiaccicar parola. Ricordo ancora con lucidità quando Papa Francesco fece squillare il telefono di casa a Laura Lucchin, mamma di Sammy Basso, il giovane ricercatore universitario affetto da progeria scomparso lo scorso ottobre. Dall'elezione di Papa Francesco erano passati pochi mesi e Sammy gli aveva scritto una lettera. Poco prima delle 6 ha richiamato e là ha risposto Sammy, perché da quel momento il telefono era solo suo. Ho squillato il telefono, ho risposto e così semplicemente ho detto: sono Papa Francesco. Amava e ammirava Papa Francesco. Sammy condividevano lo stile francescano, la passione per la vita. Io so che Sammy gli ha parlato della sua malattia, ma perché il Santo Padre gli aveva chiesto veramente: Sammy, come stai? E quella volta lui ha sentito proprio un come stai vero, che voleva capire come stava Sammy. Gli ha spiegato e tutto, e poi alla fine il Santo Padre, come fa con tutti, gli ha chiesto: Sammy, prega per me. E Sammy gli fa: sì, però tu prega per me, dato che hai il filo diretto. 10 anni dopo la telefonata, Sammy incontrò Papa Francesco. Era il 20 marzo 2023 ed era a Roma, dove aveva partecipato alla maratona con i Sammy Runners. Gli chiese una benedizione attraverso di lui a tutte le famiglie delle persone con progeria e a chi faceva ricerca. La morte di Papa Francesco, una grande emozione per mamma Laura. Ma lo avevo visto molto sofferente, tanto. E io ho fatto un pensiero dentro di me. Io chiedevo sempre a Sammy di rallentare, di prendersi una pausa, di riposarsi. Non solo io, anche mio marito e anche i dottori, però lui diceva sempre: no mamma, adesso non posso, più avanti. Probabilmente anche chissà quante raccomandazioni anche il Santo Padre avrà ricevuto, però penso che la sua missione andava oltre a questo. E quello che mi diceva sempre Sammy: io non posso fermarmi adesso, io devo ancora fare tanto. Da persone di fede l'immagine insieme. È stata la mia prima immagine, sì. Sì, li vedo e spero tanto che siano là, che passeggiano, che parlano tantissimo di tante cose, perché lui parlava di tante cose e ha parlato di tante cose anche con il Santo Padre. Dunque penso proprio che adesso abbiano proprio il tempo e l'opportunità di reciproca, di dare tanto, di dirsi tanto. Ecco, questo sì, è un'immagine che mi fa star bene, tanto. Era marzo 2024 quando anche Gino Cecchettin ricevette la telefonata di Papa Francesco. Lei a novembre dello scorso anno ha ricevuto una telefonata da Papa Francesco. Il Papa è morto, che ricordo ha di quel momento? Beh, ci ho pensato proprio ieri quando Davide mi ha dato la notizia della morte del Papa. Sono stati pochi secondi ma molto intensi, è come aver ricevuto l'abbraccio da tutta la comunità che lui rappresentava. E in un qualche senso ho anche percepito un grido di aiuto, della serie aiutatemi ad aiutarvi, ecco, questo però è chiaramente stato un momento molto intenso. Che si porterà, immagino, nel cuore tra le tanti momenti che ha vissuto di affetto in questo periodo così doloroso. Beh sì, sicuramente sono quegli eventi della vita che ti portano a far riflettere e cercare di capire come poter in qualche modo dare un contributo. Siamo ora alla cronaca, un vasto incendio intorno alle 12:30 a Quarto d'Altino, a prendere fuoco una palazzina vicino alla stazione dei treni in Viale della Resistenza. Le fiamme divampate dal tetto di una palazzina di 3 piani, lo vedete dalle immagini. A dare l'allarme un signore che, vedendo il fuoco, ha avvertito i pompieri arrivati con ben 7 mezzi, evacuati i residenti. Un incendio difficile da domare a causa del tetto ventilato. La zona è stata delimitata per sicurezza e per consentire le operazioni di bonifica. Le cause sono ora al vaglio dei tecnici. Siamo ancora alla cronaca, Tezze sul Brenta, aggressione violenta e senza un perché. Nella notte di Pasqua ha corso in difesa di un cliente un barista nel plateatico del suo locale per l'uomo, che oggi ha accusato un nuovo malore, 18 punti di sutura.
Scene da arancia meccanica con un cinquantenne aggredito, il titolare del locale Caffè Madame di Via Nazionale a Belvedere di Tezze sul Brenta, pestato a sangue, tanto da aver rimediato 18 punti di sutura al volto, colto in queste ore da un nuovo malore dopo il violento trauma subito. Una notte di Pasqua da incubo, con scene di violenza mai viste. Tutto accade intorno alle 3 di domenica. Il titolare del caffè sta chiudendo il locale quando alcuni avventori gli chiedono aiuto. Fuori è in corso un pestaggio, originato, secondo una prima ricostruzione, dallo sguardo di un cinquantenne verso la ragazza di uno degli aggressori. Il titolare interviene in difesa del cinquantenne, che era seduto al tavolino con la moglie e un figlio minorenne, ma le prende di santa ragione. Quando arrivano i carabinieri, degli aggressori non c'è più traccia, ma tutto sarebbe stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza attualmente al vaglio degli investigatori. Sotto shock il titolare del locale, anche la compagna, che ha sporto denuncia e sta cercando di lasciarsi alle spalle minuti lunghissimi che mai avrebbe immaginato di vivere. Siamo ora nel veneziano, a Mestre, un blitz delle forze dell'ordine all'ex sede Telecom di via Carducci, da tempo rifugio di sbandati, e dove si è recentemente verificato anche un grave episodio di abusi su una 32enne che è stata stuprata. Al momento dell'intervento all'interno dell'edificio sono state trovate 5 persone, ora saranno murati gli ingressi. Queste le immagini dell'edificio. Per questa edizione è tutto, subito dopo la sigla come sempre le previsioni del tempo. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.